in collaborazione con Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Formaggio Monteveronese DOP, Caseificio Sociale Ponte di Barbarano, Latterie Vicentine, Caseificio San Rocco, Stilplex, dove tutto prende forma. Casius Veneti è una storia che nasce all'alba di ogni mattina, da ognuno dei nostri allevatori che entrano nella loro stalla, accudiscono con amore le loro vacche, le nutrono, le mungono e ogni giorno consegnano il loro latte ai caseifici veneti. La storia di un lavoro dalle tradizioni lontane che passa di mano in mano a quello dei casari, imparato dai segreti di famiglia o di chi li ha preceduti. La fatica, l'amore e la volontà di questa brava gente si fonde nel formaggio, che viene portato in tavola tutti i giorni dalle nostre famiglie e che viene presentato oggi in una cornice del tutto eccezionale e unica al mondo, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, per il concorso regionale dei formaggi del Veneto. Signori, è con grande orgoglio che vi voglio presentare Casius Veneti 2020. Presidente, i veneti un grande popolo, lo dimostrano queste manifestazioni subito dopo il lockdown. Sembrava un'utopia, una follia. Oggi siamo una delle mostre più grandi al mondo, fa 50.000 presenze, siamo a Piazzola sul Brenta e quindi l'invito a tutti di venire qui. E dopo il lockdown anche questa è una forma di ripartenza assolutamente rispettosa delle regole, una fase di convivenza con il virus, non dobbiamo abbassare la guardia ma si va avanti. Certo, il settore caseario, tutto quello che può essere l'agroalimentare in binomio con il turismo, una formula vincente per il Veneto. La promozione del binomio territorio e prodotto è una promozione che funziona, nel senso che, come dico sempre io, non si va a fare turismo dove si mangia e si beve male. E il Veneto è una cucina, è un giacimento gastronomico, ovvero è una realtà che fa oltre 350 prodotti tipici, abbiamo oltre 53 denominazioni dei vini, insomma direi assolutamente ad alti livelli. Parliamo del formaggio Monteveronese DOP con Giovanni Roncolato, buongiorno. Buongiorno. Il formaggio monteveronese si trova nei Monti Lessini in provincia di Verona. Siamo qui presenti a Casius Veneti con tutte le tipologie, i produttori sono 8, è un piccolo consorzio che però ha delle peculiarità molto interessanti, per cui cerchiamo di fare i formaggi al latte crudo, latte di montagna e possibilmente stagionarli in cantine naturali. Certo. Qui abbiamo dei premi importanti ricevuti proprio questa mattina. Casearia Albi, sì. Comune di Velo Veronese, ha vinto 2 premi, il Monte Giovane e il Monte Mezzano, sì, da Allevo. Invece io rappresento il caseificio Gardoni, sì, del produttore monteveronese. Abbiamo vinto con il premio Monteveronese d'Allevo oltre 12 mesi. Direi di consigliare quei formaggi di montagna di pascolo, cioè noi guardiamo quelli che hanno vinto, sono tutti gialli. Cosa vuol dire? Che le vacche hanno mangiato l'erba. Quindi le nostre vacche, per fare questo formaggio, che tra l'altro è un presidio slow food, è un pascolo di oltre 1200 metri, per cui abbiamo circa 70-100 tipi di erbe diverse su un prato, quindi la qualità è veramente differente, c'è la biodiversità, qui c'è tutta. Luciano Sandonan, buongiorno, che bella questa giornata di sole in questa villa meravigliosa, una manifestazione, si può dire, unica al mondo, unisce cultura, tradizione e storia. Sì, è enogastronomia, perché ricordiamo che questa manifestazione mette in mostra i formaggi del Veneto, i migliori formaggi del Veneto, la nostra grande qualità che abbiamo in Veneto, i grandi tipi di formaggio che abbiamo nel Veneto, in un mostra concorso che è unica, diciamo, sicuramente nel panorama nazionale veneto, e lo fa in una villa che è splendida, una villa monumentale di Piazzola sul Brenta da ben 7 anni, e questo è anche un nostro orgoglio per il territorio.
is rising somewhere in your eyes. Yes, this is real. Aldo Rossi Marin, buongiorno, amministratore delegato per Villa Contarini. L'impressione di questa giornata, di questa manifestazione, poi mi racconti qualcosa di questa meraviglia. Beh, intanto siamo felicissimi di aver ricevuto e fare nuovamente l'edizione Casius Veneti in Villa Contarini. Ringrazio gli organizzatori e gli sponsor, tutti quanti quelli che hanno lavorato per fare questo bellissimo evento. 7° anno consecutivo qui in Villa Contarini. Questi eventi permettono di valorizzare sempre di più la villa, che viene tutelata e valorizzata dalla Regione del Veneto. Infatti abbiamo visto i restauri che la Regione sta facendo. Felice di aver ricevuto il neopresidente Luca Zaia in una delle sue prime uscite proprio qui in Villa Contarini. 6.000 metri quadrati di costruzione, 50 ettari di parco. E quante persone lavorano in questa struttura? 10 persone. Ma questa è una sorpresa. Un grande... Come fai? Tutte persone che amano il proprio lavoro, che si danno da fare, che con grande passione e competenza portano avanti l'amore e la valorizzazione di questa villa. Caseificio San Rocco, vanto, onore e orgoglio della più antica arte casearia veneta. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Con cosa siamo qui oggi? Cosa avete portato? Beh, abbiamo portato diversi tipi di formaggio, 10 tipi di formaggio e su 10, 7 sono al podio. E il primo fra tutti è il nostro Collina Veneto. Il Collina Veneto assolutamente sempre il più buono. Posso permettermi di dirlo? Infatti ha preso il miglior formaggio d'Italia 10 anni fa e ancora oggi è sempre uno dei formaggi più premiati. Gli altri formaggi abbiamo l'Asiago, abbiamo il San Rocco, abbiamo lo Stracchino, abbiamo la Casatella. L'importanza di avere sempre una filiera controllatissima. Sicuramente sì, questo è lo scopo del caseificio San Rocco. Quando non si è tanto grandi, si è un caseificio medio grande, bisogna puntare sulla qualità. Non ci sono altri, quindi la filiera è controllatissima da cosa mangiano le mucche fino alla fine del prodotto finito. E il risultato si vede. E il risultato si vede. Non lo diciamo noi, lo dicono i nostri consumatori. Infatti il nostro premio più importante è il consumatore, perché ci premia ogni giorno. E voi? Cerchiamo di fare il possibile. Grazie Presidente. Grazie a lei. Arrivederci. Tutto si è svolto in sicurezza e proprio per questo io vi porto a conoscere la Steelplex. Il modo migliore per predire il futuro è crearlo. Sono onorata di farvi conoscere chi con lungimiranza molti anni fa, partendo da un garage e dall'amore per la sua famiglia, ha fatto di questo detto la prima realtà in Italia del settore. A voi la Steelplex. Buongiorno Loris. Ida è benvenuta nella mia azienda, accomodati pure. Loris si dice datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo. Ma qual è il tuo punto d'appoggio? Ma il mio punto d'appoggio è la mia azienda e i miei dipendenti, la mia seconda famiglia. Cosa fa la Steelplex? La Steelplex fa un po' di tutto, lavora nei più svariati settori, dal settore navale, dal lusso, dall'industriale, dal food, un po' tutto. Partiti 40 anni fa da dove? Da un garage? Sì, partiti 40 anni fa da un garage, quando mio papà ci ha creduto. Non ci credeva nessuno, però lui ci ha visto molto lungo. Esatto, nessuno ci credeva, dicevano ma che cos'è questo plexiglass? Adesso siete primi in Italia. Bene sì, dicono che siamo i primi in Italia. E allora Loris, mi presenti la tua bella azienda e le tue 2 famiglie? Certo Ida, andiamo a fare un giro. Ecco Ida, questa è la mia azienda. Molto bella, particolare, vedo che ci sono anche degli alberi colorati, spiegami un po'. Sì, è per dare un po' colore all'azienda e definire i reparti. Ogni reparto ha un colore, è raffigurato da un albero. La sede nuovissima, questa un anno di vita inaugurata da un personaggio particolare. Certo, abbiamo avuto l'onore di avere qui il presidente Luca Zaia. Questa è la macchina che lui ha dato lo starter per tagliare il pezzo.
Questo Ida è un nostro pezzo finito e andrà all'interno di un negozio di alta moda. Quindi queste sono le vostre produzioni singole, esclusive su disegno anche. Certo, facciamo anche pezzi speciali. Loris, la tua ditta è la Steelplex, campioni anche nella sicurezza. Anche Ida, questo è un termoscanner, anche il Vaticano si è affidato a noi per la sicurezza. Qua sanifichiamo le mani, qua sanifichiamo le suole e qui misuriamo la temperatura. E poi che altro fate? Ma noi facciamo anche delle barriere di sicurezza tipo questa per mettere in protezione le persone che sono a contatto con il pubblico. Signora Nadia, l'azienda è partita con suo marito quando? 1977. Una grande soddisfazione. Sì, per me sì, perché i miei figli e mia nipote. Ed eccomi qui con Elena. Ciao Elena, di cosa ti occupi? Ciao Ida, io mi occupo di marketing e sono qui da 2 anni. Sono cresciuta in questa azienda e sono molto orgogliosa di noi, della nostra famiglia. Vogliamo dire ai nostri telespettatori dove si trova la Steelplex? La Steelplex si trova a San Giorgio delle Pertiche in via Fornace Prima Strada numero 2. Steelplex, dove tutto prende forma. Un tripudio di formaggi in gara per aggiudicarsi la medaglia più meritevole, ma chi saranno i vincitori? Per saperlo, mi raccomando, non perdete la prossima puntata di Periscopio, dedicata al concorso regionale del Veneto dei formaggi Casius Veneti. Alla prossima! In collaborazione con Consorzio Tutela Formaggio Asiago. Formaggio Monteveronese DOP. Caseificio Sociale Ponte di Barbarano. Latterie Vicentine. Caseificio San Rocco. Steelplex, dove tutto prende forma.